Eccomi, io ringrazio il professor Bocchi per avermi invitato. È un mare di lode a lui, agli organizzatori e ai ragazzi. Io naturalmente insegno a ragazzi che hanno qualche anno più di voi, ma mi fate trovare a casa, quindi cercherò di spiegare cose complesse in modo semplice. Che io cambio la prospettiva, lo sguardo è differente per il mio mestiere. Io sono un filosofo della natura e del paesaggio, mi occupo del paesaggio sì da tutelare, ma anche del paesaggio storico, e la mia prospettiva d'analisi dell'articolo 9 della Costituzione concerne l'anticipazione nella tradizione italiana, cioè come arriva tutto ciò ai nostri padri costituenti. Che cosa è successo? Quindi andrò per gradi, diciamo che ho 50 minuti, da 50 minuti a un'ora, giusto? Allora, parto da un paio di considerazioni che mi hanno mosso i colleghi giuristi. Allora, il professor Flick ieri ha citato un termine che è molto estetico, ed essendo estetico è anche molto legato allo spirito della libertà. Essendo legato allo spirito della libertà, non è spinto assolutamente a fare quello che uno vuole, ma è spinto a un disegno etico della responsabilità. E questo termine è grazia. A un certo punto ha citato la grazia e la dignità. La grazia e la dignità sono due termini importantissimi che Schiller, in un saggio della fine del Settecento, mette come titolo di un suo saggio bellissimo: la grazia e la dignità. Nell'ambito di che cosa? Nell'ambito di una educazione estetica dell'umanità. Quindi io già voglio indicarvi che c'è una prospettiva nazionale e internazionale. Noi riceviamo i contenuti del pensiero illuminista e del pensiero idealista e romantico, per poi costruire nel nostro paese lungo tutto l'Ottocento, con l'Unità d'Italia e dopo, un sistema di valori che siano quelli della nostra grande tradizione. I valori di questa tradizione confluiscono proprio nella Costituzione, in un pensamento, in un ripensamento di tutto ciò che è stato costruttore dell'unità del Paese, costruttore del risorgimento e svii totalmente della visione totalitaria, cioè dal ventennio fascista, che ha portato una disgrazia di per sé, una sventura di per sé, e questa visione totalitaria è poi terminata con una guerra allucinante e una fine spaventosa. Quindi mi sentirete concludere questo intervento dicendo che il secondo motivo dei padri costituenti è stato quello della inscindibilità di due termini, cioè paesaggio e arte, in un riassunto che vede l'arte, la scienza e la cultura insieme come termini della nostra grande tradizione. E rispetto a cosa? A ciò che era stato visto poco prima: la distruzione totale, l'annientamento totale. Cioè voi potevate passeggiare appena finita la guerra in un mondo distrutto. Cioè, questo lo vede anche chi ha subito il terremoto, ovviamente. Ma pensate che cosa significa la guerra. Pensate che cosa significa avere un sistema dilaniato non solo nelle forme
ma anche nelle relazioni umane. Quindi ecco perché ho voluto citare queste due parole importanti, cioè la grazia e la dignità, che hanno un peso enorme nella terminologia giuridica, ma che hanno un peso enorme nella filosofia e in un disegno di educazione estetica dell'umanità. E quando dico disegno estetico dell'umanità, voglio dire che Schiller non aveva certo l'idea solo di una bellezza spuria, superficiale, ma che il cammino era quello costruttivo e costitutivo di un piano etico, cioè non esiste una bellezza al di fuori una bellezza al di fuori dell'etica, esiste un'etica della bellezza. Unirò il paesaggio così come è stato fondato nella memoria dei padri costituenti, che è il paesaggio della tradizione, alla prospettiva che è stata data dai colleghi giuristi, dicendo che l'ambiente, che tende a prevalere e prevale a partire dagli anni 70, sarà correlativo del termine paesaggio. Quindi è assolutamente necessario che io pensi ai giorni nostri a una correlazione precisa e operativa tra paesaggio, cioè la grande memoria dell'arte, della scienza, della tecnica, e l'ambiente nei suoi motivi ecologici di rispetto della storia, di rispetto delle tecniche tradizionali e di una visione che sia quella contenuta nel paesaggio stesso, cioè di un'umanizzazione dei territori per le risorse, perché i territori, lo preciserò, offrono quelle delimitazioni capaci di contenere l'ambito biologico, cioè la vita degli esseri che stanno in uno spazio delimitato, e quello spazio delimitato è degli esseri viventi, che io studio dal punto di vista della biologia, o che io studio dal punto di vista dell'economia, che studio dal punto di vista della biologia. Quindi si arricchisce enormemente. Ma i padri costituenti non potevano avere esattamente, se non solo in modo implicito, l'idea dell'ambiente nel momento in cui nel 1948 firmarono, come avete visto, questo vacillante articolo. Qui credevano e non credevano. Per fortuna la storia è stata fatta qui molto bene, hanno creduto alla fine e hanno sostenuto quello che normalmente non c'è, che io sappia, in altri paesi. Cioè la difesa del paesaggio, che vuol dire difesa dell'ambiente, difesa del territorio, e a tutela della nazione come principio universale, che è un principio condiviso qui e che, essendo universale, può essere condiviso da tutti. E quindi quella educazione estetica dell'umanità che vi ricordavo a partire da Schiller la ritroviamo certamente anche da noi, perché quell'educazione estetica è una educazione etica. Vado sui miei oggetti, ma qualcuno potrebbe dirmi allora, la visione crociana, ma non voglio confondere le menti perché voi non avete fatto probabilmente filosofia, allora voglio solo dire che anche Croce aveva difeso l'idea del paesaggio, ma non dal punto di vista del sentimentalismo. Come risultato, potremmo dire anche sociale, nel suo piano di filosofia della storia. Dunque, questo è un aspetto. L'altro aspetto è che il paesaggio era difeso dal punto di vista materiale del suo essere e del suo statuto oggettivo. Quindi abbiamo due fonti, che sono quelle per un verso del materialismo storico e quell'altro dell'idealismo, sono le due fonti che hanno portato il padre fondatore ad accogliere, no, la tradizione attraverso queste due interpretazioni intese
come perfettamente integrata. Bene, allora io ho intitolato il mio intervento così: l'arte del paesaggio. Attenzione, perché sfugge, perché qualcuno può pensare all'arte nel paesaggio, l'hanno fatto tanti miei colleghi prima e lo fanno anche adesso, cioè l'arte nel paesaggio. Che cosa è? È il paesaggio nell'arte. Allora no, io invece voglio che prevalga l'altra interpretazione, che è quella che assegna alla storia, alla fatica, al lavoro degli uomini, di tutti gli uomini, la costruzione di un paesaggio materiale, che è quello che è esistente, che è quello che è esistito e che è quello che viene riportato nelle rappresentazioni, che sono quelle poi fondamentali. Avete visto qua, mi accompagnava l'immagine di un disegno di Leonardo giovane. Questa è possibile, probabile che sia la valle dell'Arno vista dall'alto, da un monte, eccetera. Qui potremmo stare molto tempo a interpretare, ma non è questo. Voglio dire che Leonardo, che è scienziato, Leonardo che è pittore, no? Leonardo che è anche un grande tecnico, che descrive, pone qui, siamo alla fine del 400, tutte le indicazioni, ci sono altri artisti, ma io ovviamente ho voluto scegliere Leonardo perché è compatibile con tutti i discorsi. Potevo mettere che cosa? Ambrogio Lorenzetti, il buon governo, metà del 300, potevo mettere Carracci, potevo mettere la tempesta del Giorgione, vi faccio degli esempi dove nella storia dell'arte tutto questo è una chiave di interpretazione. E invece mi è piaciuto mostrarvi una sola opera, un disegno querellato del giovane Leonardo, per capire che cosa c'è. Vedete che aspetto descrittivo, vedete la pena, qui salta fuori tutta la verità dell'oggetto, cioè viene fuori la scultura del territorio dal punto di vista delle erosioni, delle coltivazioni, di un sistema che è allo stesso tempo ottico, prospettico, scientifico, cioè dentro troviamo tutto, cioè quei tre principi che saranno poi la base, perché in quell'articolo troviamo esattamente questo: la tutela dell'arte, della scienza e del paesaggio. Eccolo qua. E se conoscete un po' Leonardo sapete che è chiaramente descrivibile tutto questo. Bene, vedete un castello sulla sinistra, un punto di vista. Ma perché vi mando anche questo punto di vista? Perché negli anni 20, quando ci furono le prime leggi a tutela delle bellezze naturali, cioè delle bellezze panoramiche, tutto questo faceva un po' sorridere un grande storico dell'arte che era Longhi, il quale diceva: ma che strano, questi pongono con fiducia la difesa, no, di un certo territorio, di certi territori, la pineta di Ravenna 1905, poi piano piano altre zone d'Italia, i parchi, Gran Sasso, eccetera, eccetera. Però prevale l'idea che vi mostrerò tra poco, anche questa storica europea, francese, anche tedesca, eccetera, che arriva in Italia, perché l'Italia sente bene tutto questo. È importante perché vi ritroviamo lì questi stessi principi, cioè l'arte, la cultura, la storia, cioè il mito, la storia, il racconto, la narrazione. E quando si parla di storia come narrazione si parla anche di romanzo come narrazione. Fra poco vi leggerò un brano di Manzoni, dai Promessi Sposi, che sicuramente fate, perché quello non potete non farlo, che appunto si riferisce a una descrizione che ripete questa cosa secoli dopo. Ma prima di questo vi leggerò un'altra cosa di Leopardi, che è sull'infinito, ma naturalmente l'infinito lo sanno tutti a memoria, quindi no, vi voglio leggere un brano di una lettera di Leopardi che dice a un suo amico:
lo sai che su questa storia del finito e dell'infinito voglio dirti che io ho scritto una cosa e adesso te la preciso. Cioè lui spiega all'amico perché ha fatto una critica di sé, cioè ha fatto uno scritto di poetica sul poeta, cioè ha girato su se stesso magnificamente. Bene, allora, l'arte del paesaggio è l'arte che è stata fatta dalla natura ed è l'arte che è stata plasmata dall'uomo in una trasformazione che è di centinaia di anni, di migliaia di anni. È questa fatica che noi abbiamo. Guardate, Pasolini in un film famoso dice: ma questa cosa che io vedo, l'architettura più importante, più bella dei principi, cioè, benissimo, questa appartiene alla grande storia dell'architettura, storia dell'arte, ma a me serve capire anche che c'è questo selciato. Tra l'altro Pasolini, qui lo conoscete bene ovviamente, questo selciato, questi sassi o queste case povere che sono state fatte non dagli architetti famosi, ma esatto, è questo. Allora avete capito la ragione dell'arte del paesaggio, che vuole associare le due cose, cioè la rappresentazione del paesaggio come un bene comune alla vista e al cuore, ma non eccessivamente, come diceva Croce e altri, e allo stesso tempo voglio che questo paesaggio diventi ambiente per il futuro, ma di cui mi fermo perché i nostri giuristi hanno già spiegato piuttosto bene. Quindi il paesaggio è un'arte, sintetizzo, perché è un complesso di forme, e infatti stamattina un mio collega ha parlato di Predieri, che nel passaggio dalla nozione di paesaggio alla nozione di ambiente ha citato Predieri, il quale dice parla delle forme dell'ambiente come forme del paesaggio. Anche qui c'è una storia, come dire, nazionale dei nostri pensatori, dei nostri scrittori, dei nostri pittori, e c'è un'altra cosa internazionale. C'è un grande filosofo che ha scritto sull'uomo, 1944, Ernst Cassirer, parla del paesaggio e parla di forme viventi, cioè dicendo che il paesaggio non è costituito solo dalle forme esistenti, ciò che io posso semplicemente percepire, ma dalle forme viventi. Quindi questo è già un passaggio che viene scoperto, ma è implicito nell'idea del paesaggio che voleva in questa tradizione della lingua tedesca, dove, come sapete, è la natura a prevalere sul paesaggio più che sul paesaggio. In tante discussioni che ho fatto a Villa Vigoni con i colleghi francesi, tedeschi, austriaci, svizzeri, eccetera, eccetera, è sempre emerso, dopo la Carta di Firenze, la Convenzione europea, una grande discussione sul fatto che noi sì parliamo di paesaggio, ma altri parlano di più di natura, quindi abbiamo dovuto fare un testo di 250 pagine per mettere lì questo chiarimento, e cioè che ciò che si intende natura può essere anche paesaggio, ciò che si intende paesaggio può essere anche natura, perché le due vocazioni e le due radici implicano poi alla fine un'associazione sia nelle tradizioni che negli intenti. Quindi è stato un lavoro bellissimo. Allora, ecco, è un complesso di forme date percettivi che l'uomo ha organizzato come prodotto della sua fatica e della sua fantasia, cioè del suo guardare interno, guardare esterno. Fantasia è qualcosa che produce la nostra immaginazione, è qualcosa che possiamo non trovare, ma è qualcosa anche che troviamo, cioè l'immagine. Vi scorgiamo quindi il moto, ricordato prima con Schiller, della realtà etica, perché non esaltiamo tanto la natura selvaggia, non è questo nel paesaggio che troviamo, quanto lo spazio della vita che accomuna l'umanità tutta. E che cos'è questo spazio che noi poi chiamiamo paesaggio? È il luogo dell'accidentale e del possibile. Lo dico in termini aristotelici, cioè quei luoghi, quel luogo, quella natura, quel territorio che io posso disporre con il lavoro e con il governo.
Realtà, infatti, che seguendo parole di Aristotele possiamo deliberare e che possiamo trasformare. E in effetti il paesaggio plasmato dall'uomo è proprio la natura sulla quale noi ci riconosciamo, possiamo deliberare in base alla comunità e possiamo trasformare. Bisogna vedere come. Ecco, quindi qui abbiamo già sia l'idea di un paesaggio moderno, cioè del paesaggio che, vedendo qui Leonardo, avete, gli storici dividono i periodi in questo modo, la storia moderna è quella che va dalla fine 400 alla fine 700, la storia contemporanea è quella che va dalla fine 700 a oggi. Quindi qui io sto parlando del paesaggio moderno e del paesaggio contemporaneo, però ho anche citato Aristotele per dire non dimentichiamo il paesaggio antico, per il quale non c'era un termine esplicito, bisognava ricorrere al termine natura, bisognava ricorrere ad altri termini, eccetera, eccetera. Grandi discussioni nel nostro ambito ci sono state a proposito del paesaggio antico, perché si dice che il paesaggio è solo moderno o contemporaneo. Allora, alcuni colleghi antichisti dimostrano, utilizzando varie parole, che esiste anche un paesaggio antico, dove la parola non c'è, ma questo paesaggio, così come noi lo consideriamo, cioè un bene comune che noi plasmiamo dalla natura e sulla natura, c'è anche nell'antichità greca e romana. Basta leggere almeno una cosa in latino, che sono delle lettere di Plinio il Giovane. Plinio il Giovane in 2 lettere cita esattamente come uscire da Roma, andare in villa, eccetera, eccetera, e compone tutto il paesaggio e dice: ma questo è descrittivismo, cioè prima c'è questo, poi c'è quello, tutti i dati percettivi vengono come in una mappa, e questo è molto interessante. Poi piano piano nel tempo la cosa si perde e almeno non è che si perde la cosa, si perde la riflessione e l'organizzazione del pensiero sulla cronaca. Quindi l'umanità modella i territori con le coltivazioni, migliora l'assetto dei luoghi, cura la realizzazione dei giardini, insegue il sogno di siti non contaminati. La wilderness, per esempio, è uno di questi, no? Voi sapete molto queste cose, però non esiste quasi più la wilderness nel pianeta, no? Quindi è la natura si presta a noi come moltissimi paesaggi che sono stati adattati e su cui bisogna intervenire con giusta proporzione, in una visione ecologica e in una visione prospettica. Quindi inventa, cioè scopre, questa è una versione molto francese, ma noi diciamo scopre, immagini del mondo. Queste immagini del mondo riguardano lo sguardo, e queste immagini del mondo sono le immagini che noi formuliamo rispetto a che cosa? A una riflessione, a una filosofia, perché teorizzare vuol dire saper vedere, teorizzare vuol dire saper osservare, guardare, eccetera, e saper poi o pianificare o progettare. Quindi vedete che c'è un circolo, vedete che io sto sempre lavorando su ciò che è successo prima dell'articolo 9, che ha influenzato i padri costituenti, quindi non potevano non attingere a queste fonti o da una storia, diciamo, storico-materialista o da una storia, diciamo, idealista. Sempre filosofia della storia. E da qua tutto questo discorso sulle immagini come progettazione diventa un discorso di eredità, di memoria e di patrimonio che bisogna conservare e bisogna riproporre ai più giovani. Che cosa è sorprendente nell'articolo 9? Il fatto che ci sia questa inscindibilità dei 2 principi, cioè dell'arte e del paesaggio. Perché è così? Provate a pensare la distruzione della guerra da cui provenivano e le cui immagini erano qua.
avevano bisogno di altre immagini, cioè di dire non deve mai più succedere né a noi né ad altri, perché il crollo dei soffitti delle chiese, dei palazzi, il crollo dei quartieri poveri, ma che erano sede di abitazioni, erano sede di storia, senza privilegiare, come ho detto prima, ricordando Pasolini, ciò che è stato fatto dagli artigiani, dagli operai, eccetera, ciò che è fatto dai grandi artigiani, diciamo grandi, semplicemente per designare dei nomi di chi faceva l'architetto ed è entrato nella storia. Una fusione quindi di materia e di spirito, di corrispondenza tra uomo e natura, in una identità fisica e culturale. Identità fisica e culturale. Quando noi parliamo di paesaggio parliamo di identità, cioè un'identità nella quale noi ci riconosciamo. Attenzione ragazzi, però l'identità, come sapete, è un'identità composita, eterogenea, non è uniforme. È questo anche che è stato consegnato, è questo che è l'oggetto della memoria storica e che ha i suoi prodotti nei segni, nelle forme viventi. Sono forme viventi perché noi vogliamo che continuino come memoria per noi e per le future generazioni, quindi sono forme viventi e sono così come sono forme viventi le forme vegetali eccetera nell'altro processo che verrà di lì a poco, cioè l'aspetto biologico delle risorse, dell'economia eccetera, che riguarda il correlativo, cioè l'ambiente. Quindi dicevo che è sorprendente questo fatto della inscindibilità, è sorprendente nel momento in cui, mentre si parla del paesaggio, della sua tutela, si parla dell'arte, di essa e della scienza, della libertà di chi ricerca. E guardate, l'articolo 9 sta insieme agli articoli che concernono la libertà di pensiero e anche il principio di non belligeranza, se non addirittura prima. Quindi, io qui nella scheda vi ho detto dove e quando nasce, cioè siamo in Italia, la disgrazia, la memoria, la storia, il valore dunque attribuito al paesaggio come bene comune. Partiamo dal paesaggio e abbiamo accostato l'altro termine che è quello dell'ambiente. Ho detto che cos'è la natura, ma noi parliamo qual è la natura umana, in che cosa consiste la natura umana, vedete come si sfrangia, Nella filosofia bisogna stare attentissimi al concetto di natura e di filosofia della natura. L'ambiente, il territorio, lo spazio, cioè la delimitazione, l'uso, l'economia e la trasformazione. Ma quello che è interessante è vedere le forme dell'apparire, che sono descritte dalla pittura, dal disegno, come poi dalla fotografia, dal cinema, eccetera. Le forme dell'apparire insieme alle forme del sentire, perché il sentire è questo primo modo di partecipazione nell'idea di questa identità nella quale ci riconosciamo, di quelle forme evidenti che erano lì prima e che saranno lì dopo perché noi le abbiamo restaurate, e del fare, questo fare è importante, questo fare come agire che è stato ricordato il mio collega poco fa. Io conosco bene la terminologia francese, infatti noi italiani siamo leggermente disorientati quando andiamo nelle commissioni francesi, perché il peso della nostra tradizione è soprattutto un peso che ci viene dalla filosofia, dalle scienze umane, eccetera, mentre invece lì l'aspetto dell'ingegneria agraria o della geografia, eccetera, ci sposta su quei temi dell'action paysagère, cioè dell'azione paesaggistica che ha molto ben descritto il mio collega prima e che rinnova però tutto quello che ho detto prima e che è legato anche alla nostra tradizione. Quindi nel momento in cui io per 15 anni e ancora sto in un ministero francese, tutte le volte, essendo il solo italiano, devo precisare: guardate che si tratta di forme viventi, cioè la bellezza non è al di fuori dell'etica, le due cose sono nello spirito della tradizione di tutta l'Europa almeno,
e sta nelle radici più antiche, che sono quelle della nostra filosofia e dell'economia, che sta proprio nella filosofia greca e latina. E quindi non possiamo scindere queste due cose. È allo stesso tempo antico, moderno e contemporaneo. Quindi questi sono i ragionamenti che sto facendovi. Poco oltre la metà dell'Ottocento, un grande difensore della natura, perché gli inglesi parlano spesso di natura più che di landscape, è John Ruskin. Rispetto a tutti i giuristi che mi hanno preceduto, sappiate che in Modern Painters a un certo punto Ruskin dice esattamente: noi sappiamo che cosa bisogna fare rispetto alla natura, noi sappiamo bene nella nostra coscienza quali sono gli obiettivi, però si prende anche questa riserva dicendo: sì, però allo stesso tempo noi dobbiamo mirare, combattere e procedere, ma sappiamo sempre che questa dimensione viene tirata di qua e di là. Voi in tutti gli interventi di stamattina avete visto che i colleghi giuristi dicono tutte le cose stanno in una forbice, e l'avete visto nelle pratiche, lo avete visto nei risultati, lo avete visto nella sofferenza della gente che spesso non riesce a ottenere le cose che secondo questo articolo 9, progredito poi nelle leggi, nella legge Galasso, in quelle successive, eccetera, eccetera, fino alle ultime, non si riesce veramente a mettere un freno allo spirito scatenato dell'economia. Quindi se noi invece dobbiamo parlare dello spirito dell'economia, guardiamo secondo casomai quegli economisti che hanno frenato l'economia, oppure che l'hanno, diciamo, addomesticata, come addomestichiamo il paesaggio per renderlo utile a tutti, non solo bello, utile a tutti, cioè l'economia funziona rispetto alla bellezza, cioè alla bontà dei risultati. Ciò che è buono nel procedere, nelle pratiche può anche essere bello. Quindi tutto ciò che era stato visto prima e poi rappresentato nella storia della pittura, e dice: ah, che bello, che bello quando salgo, eccetera, eccetera. Lunghi aveva criticato le prime leggi del Novecento, perché dice: allora, la bellezza, se è bellezza del panorama, è che parte a 500 metri. Ma cosa vuol dire che la bellezza paesaggistica parte a 500 metri? Perché vuol dire che è solo un problema di sguardo? Il problema dello sguardo è uno sguardo come dal verbo theorein, cioè dove io vedo, e vedendo io progetto, e vedendo io illumino la mia civiltà, e illumino le mie leggi, e illumino i sentimenti collettivi. Non è che semplicemente devo vedere perché ho un punto di vista. Questo criterio del punto di vista è stato materializzato, ma ha, come dire, esautorato l'elemento fondamentale, che è quello dove la teoria è la capacità di vedere, pensare e progettare, cioè quello di unire questo spirito della libertà etica insieme allo spirito della libertà estetica. Ecco, io ho visto che voi avete citato Ansel Adams all'inizio, giusto? Allora, riprendiamo un attimo questo, perché Ansel Adams mi è piaciuto molto non solo per le fotografie che fa, ma perché ogni tanto mette frasi come Ruskin, solo che Ruskin è un prolisso, mentre Ansel Adams no, anche il suo mestiere è così, quindi un fotografo vuole semplicemente fare le cose veloci che ci danno l'idea dell'oggetto, mentre invece Ruskin ha bisogno di parole, immagini, eccetera. Poi alla fine però finisce bene. Allora, questa frase mi permette di andare alle radici che ho detto prima, le radici della nostra letteratura, quella più recente, quella diciamo moderna. Cosa dice? Il mondo intero è per me molto vivo, ha parlato di forme viventi, attenzione. Tutte le piccole cose che crescono, perfino le rocce. Bene, abbiamo già qui l'aspetto materiale, vegetale e minerale e umano. Non riesco a guardare crescere un po' d'erba e di terra, per esempio, senza percepire. Sottolineo percepire, che è stato evocato stamattina, attenzione. La vita essenziale, le cose che si muovono con loro, non ci muoviamo con le cose. Noi ci trasformiamo con le cose. Quindi la vita è una vita partecipata.
Noi siamo dentro una vita, che è una vita del cosmo, come avrebbero detto i greci, come dicevano i greci, e percependo noi attuiamo un nostro progetto. La citazione veloce, libera di Aristotele è chiara. Quindi quella partecipazione è un segno di discussione e di deliberazione. È questa. Noi possiamo scegliere in base alla libertà. La libertà non vuol dire faccio quel che mi pare. La libertà vuol dire saper scegliere. Lo sapeva bene Schiller perché era sulle radici di Kant. E lo sappiamo bene noi moderni perché diciamo la percezione è il primo punto della Carta di Firenze, della Convenzione di Firenze. La percezione cambia il discorso della percezione perché non è più quella storico-artistica che vi sto illustrando che era la base della mente dei padri costituenti, ma cambia perché si attiva ancora di più l'elemento partecipativo dall'elemento percettivo, cioè è la gente che percepisce. Non percepisco solo con un occhio orientato, o un occhio addomesticato, o un occhio educato, il che significa che l'educazione va bene come educazione all'umanità, ma ho bisogno di tutti questi altri soccorsi perché la società ha deliberato e la società ha cambiato. Quindi la società si è modificata dal 1948 a oggi, grandemente, potentemente. Voi siete qui e sono felice perché voi non guardate il cellulare, quindi questo mi fa piacere. O influenza il professore che se no vi dà 0, oppure perché siete persone educate, quindi seguite la buona lezione di chi segue un discorso e non si fa afferrare, no, dalle bellezze, quelle sì, estranee, superficiali, di oggetti che vanno usati solo quando la mente riflette sull'oggetto. Una mente informatica, se avete bisogno, utilizzate la mente informatica, se no non c'è bisogno di essere vittime. Voi non dovete essere dei serve e servi di un sistema informatico, quindi voi dovete utilizzarlo. Bene, allora partecipazione rispetto alla percezione, essenziale. Lo stesso vale per la montagna, un tratto di mare, un magnifico pezzo di legno vecchio. Che cosa allora voglio leggervi? Adesso visto che ho ancora un quarto d'ora, 20 minuti, quarto d'ora. Allora, percepire, guardare, contemplare attivamente. Ricordo il nostro grande illustre maestro che è stato Rosario Assunto. Chi ha pubblicato sulla filosofia del paesaggio e della natura, Rosario Assunto, a partire dalla metà degli anni 50, alla fine anni 50, fino all'80-83. Allora, Rosario Assunto aveva parlato di una contemplazione attiva. Ecco la questione, cioè tutto quello che i padri costituenti hanno ricavato dalle immagini che io brevemente, brutalmente ho sintetizzato, sono state poi riunite in questa espressione che secondo me è felice, cioè insieme alla percezione, percezione come progettazione, percezione come partecipazione, di contemplazione attiva. Cioè altrimenti la contemplazione fuori di ogni forma di partecipazione all'oggetto diventa un mero estetismo, e in questo caso uso estetismo come un termine banale, basso, non estetismo come una espressione delle forme dell'arte. Quindi superficiale, ed è quello sempre sulla quale insisto non tanto con i colleghi tedeschi ma con quelli francesi. Guardate che l'estetica è una via etica, cioè dovete percepire che esiste una via etica della bellezza, ed è quello che voi fate, quello che noi produciamo, quello che noi chiediamo di deliberare, cioè l'atto giusto, l'atto buono, l'atto con un risultato, perché le due cose alla fine si combinano. Allora, che cosa voglio leggervi? Due anticipi internazionali, uno è Rousseau, che nelle fantasticherie di un viandante solitario, scritto poco prima della morte, 1782, dice Rousseau, un grande valutatore delle Alpi, a lui piaceva molto camminare, eccetera, e valuta le Alpi, mentre invece Hegel non amava le zone meglio pianeggianti, meglio i vallonei, come dicono i francesi, meglio le colline, perché
cioè è più bello, c'è l'agio, c'è la percezione estetica dello sguardo che plasma, inventa, scopre, eccetera. Allora, Rousseau invece ci dice: un contemplatore ha l'anima tanto più sensibile quanto più si abbandona all'estasi che quell'armonia eccita in lui. Beh, lo spirito della montagna è nato da qua, cioè da questa eccitazione di un sentimento che non è un sentimentalismo, ma che procede, non è quel sentimentalismo che era la base di quelle leggi dei primi anni del Novecento, dove si diceva bisogna avere la prospettiva dello sguardo ampio in orizzonte, eccetera, che anche noi utilizziamo, ma è piccolo, particolare, minuscolo, mentre invece bisogna capire che c'è un elemento di sentimento vero, che già è il sentimento romantico, che nella storia dell'estetica e delle arti si chiama sublime, anticipato dagli inglesi a metà del Settecento, ben architettato da Kant nel 790 con la critica del giudizio. E aggiunge allora gli oggetti, quando sono preso, cioè io, viandante, tutto questo, gli oggetti particolari gli sfuggono, non vede, non sente che il tutto. Cos'è questo tutto? La natura, cioè quindi paesaggio come serie di dettagli si disegna dunque come una mappa che viene evocata dallo spirito e diventa un tutto. Allora, siamo alla fine del Settecento. Un altro che poi viene chiamato tantissimo in Italia è Goethe, della teoria del colore, 1808, proprio parlando del colore, in una via che non è quella scientifica e non è tanto quella appunto di Newton, è un'altra. Goethe ci precisa una cosa a proposito dello sguardo. Infatti quando noi parliamo di paesaggio, tanti miei colleghi dicono paesaggio, sguardo offeso, cioè vuol dire ferito, umiliato, avvilito, degradato, eccetera, eccetera. Voi lo vedete, una trasformazione quando è incongrua è una ferita, è una coltellata, va bene? Cosa diceva? Diceva: il semplice guardare una cosa, guardate che si ispirava agli antichi, il semplice guardare una cosa non ci permette di progredire. Ogni guardare si muta in un considerare, ogni considerare in un congiungere, quindi un'associazione. Si può dire che noi teorizziamo già in ogni sguardo rivolto attento, rivolto al mondo. Lo sguardo attento è oggetto delle strategie poetiche di Leopardi, quale dice: io ascolto il suono di una campana, vedo una chiesa, e poi avete presente l'infinito. Ma non è questo, non è quindi il percepire immediato, ma il fatto che su quella percezione io sosto. È solo sostando che io creo una riflessione. Se non sosto, quella cosa mi sfugge. Non è un semplice percepire, che abbiamo già visto che è un'altra derivazione importantissima, ma quel percepire deve essere un guardare, altrimenti voi cosa andate a fare in un museo? Perché vi soffermate? Cioè cosa fate? Un riconoscimento dei dati per organizzare il tutto. Quindi Leopardi nel 22 in una lettera ci dice che cos'è lo sguardo, cioè qual è l'attività dell'occhio, e dice: l'occhio, attenzione, l'occhio, avete presente un senso, no? La vista. L'occhio sente, già abbiamo questa trascrizione. L'occhio sente la bellezza per una somiglianza. Che qual è la somiglianza? È l'analogia di immagine e la cosa, e questo è antichissimo, se lo spiega anche. L'esistenza, lui dice, del luminoso, in un senso tutto suo, non dottrinario, che procura insieme al bello passioni, vertigini, stupori, commozioni, da cui partiamo come in estasi. Ha fatto il discorso degli altri due e siamo in Italia. Ma Leopardi ci dice un'altra cosa. Ci dice in una lettera dell'821 a un amico, dice: circa le sensazioni che piacciono per il solo indefinito, in questo caso l'indefinito che è un infinito, puoi vedere il mio idillio sull'infinito, cioè aggiornati, vai a vedere questo idillio che ho scritto, e spiega se stesso.
E quindi lo dico anche a voi, perché è inutile che leggiate, abbiamo il commento dello stesso poeta, nella linea che ho indicato, cioè richiamare l'idea di una campagna arditamente declive in guisa che la vista in certa lontananza non arrivi alla valle, è quella di un filare d'alberi la cui fine si perda di vista, o per la lunghezza del filare o perché esso pure sia posto in declivio. Boom, boom. Cioè questa è architettura dello sguardo, pura architettura dello sguardo, ed è una contemplazione già attiva che procede per dire: io non solo ho bisogno di quello che lui chiamava un atto secondo, che è quello fondativo di una filosofia o di una poetica della natura del paesaggio. Quindi una fabbrica, una torre, una veduta, in modo che essa possa innalzarsi sola sopra l'orizzonte e questo non si veda, produce in contrasto efficacissime e sublimissime cose tra il finito e l'indefinito. Quindi abbiamo una dichiarazione esplicita. Poi andiamo a altre determinazioni, perché ovviamente sono della nostra memoria, del nostro patrimonio, che arrivano elementi per dire che cosa guardiamo. E quel monumento, quella pittura, quell'architettura sta insieme al paesaggio, ne fornisce i colori da dove vengono, eccetera, la pasta dei colori da dove viene. Quindi voi vi ricordate il Manzoni quando dice quel ramo del lago di Como, la descrizione che adesso, volgendo al termine, devo riassumere molto brevemente, l'avete letta, la conoscete? Non parlo agli adulti, parlo a loro. Bene, allora ritrovate lì che ci sono tutti i dettagli che vi ho detto prima, cioè i dettagli tra l'illuminismo e il romanticismo sono già impliciti e vanno a finire lì. E quindi dice: è questo il lago, è questa la montagna, è questo il luogo, è così. Dunque, con questa memoria andiamo a definire quella identità composita che vi ho detto prima, e che è un'identità composita che viene preso da tanti, compreso Ansel Adams. Bene, potevo ricordare che cosa all'inizio? Ho citato Lorenzetti, Metà del Trecento e Buon Governo, potevo citare Dante, potevo citare Francesco d'Assisi, bene, ma queste sono cose ovvie. Sono andato al cuore della situazione nella tradizione, diciamo, moderna contemporanea per cogliere questo spirito. Quali categorie avevano nella mente i nostri padri? Avevano la nozione dello sguardo, che ho capito che bisogna criticare, e avete visto la necessità di una critica dello sguardo attraverso una contemplazione attiva anche all'interno di un progettare estetico ed etico. È il sublime, che è una grande categoria estetica nella pittura, nella letteratura. C'è un'invasione tra 7 e 800 di questo. La bellezza che implica rispetto al sublime non la paura, l'agitazione, ma implica invece l'armonia, che è un disegno antichissimo che viene riproposto nei secoli, dal V secolo a.C. viene piano piano sempre riproposto come un disegno di armonia nello sguardo. Bene, ora c'è un altro testo che è iniziale prima di concludere. State tranquilli, siete a posto? Lo dico a voi che avete seguito tutto. Allora, sono due cose. 1336, pezzetto, Petrarca, l'ascensione al Monte Ventoso. Quindi andiamo a un periodo pre-moderno, va bene? Andiamo, perché dopo non si parlerà più tanto di paese. Sapete, il termine italiano fino al Settecento erano paesetti, contrade. C'è un bellissimo libro di Camporesi, un collega italianista grandissimo, libro Le belle contrade, un testo del 90, pochissimi anni prima di morire. Petrarca, in questo testo del 36, è una lettera al padre. Una lettera al padre dice: io sono andato lassù, e in questo spirito
del viandante dice: dapprima intimamente colpito da quella brezza pura e sottile che mai avevo provato, e dallo spaziale più libero e vasto dello sguardo rimasi immobile come stupefatto. Mi guardo intorno, le nubi sotto i miei piedi, e già meno incredibili erano divenuti per me il monte Athos e l'Olimpo. Poi che vedo in un monte di minor fama quei caratteri che avevo letto e udito essere attribuiti a essi. Poi rivolgo gli sguardi verso l'Italia, eccetera, eccetera, è tutto un sentimento verso la patria. Inizio l'incipit, l'avete visto? Lo sguardo, le determinazioni, i fatti, la natura riunita in una serie di dettagli. Dopo, nella letteratura c'è Boccaccio che facciano descrizioni bellissime, anche altri, nel Tasso, nell'Ariosto anche, ma sono molto prese dall'allegoria, mentre queste descrizioni sono incredibili, sono anche di una modernità molto virtuosa. Sì. Allora, che cosa ha in mente Petrarca in quel momento? Ha in mente gli antichi, che vi ho citato prima, e ha in mente il problema della coscienza, e in mente Agostino di Pò, cioè il problema della coscienza e di che cosa? Del fatto di un sentimento intimo, cioè di un sentimento interiore. E in effetti in una pagina successiva dice: io papà ti devo spiegare questa cosa, che io vado come gli antichi, quindi era un'usanza, su e giù per i monti a vedere cose splendide eccetera, ma io devo cercare dentro di me. E quindi ci sono delle frasi molto belle su questo, diciamo, restauro psicologico, spirituale, eccetera. Bene, ecco le conclusioni dopo questa veloce carrellata. Ci sarebbe anche un passo di Leonardo, solo l'inizio, per dire ciò che anche abbiamo visto. Sulle Alpi, le figure dei monti, detti catena del mondo, sono generate da corse di fiumi nati del piova, Nil, grani e ghiacci risoluti dai raggi solari dell'estate, la quale risoluzione è generazione di cielo. Questo per dire, dovete vedere, è associata la letteratura, la pittura, l'architettura. Questo è il grande patrimonio che si vuole conservare insieme, perché insieme sono venuti e insieme stanno. Conclusione sull'articolo 8. Precisando che voglio dedicare questa lezione a Carlo Falchi Massida, consigliere alla Corte d'Appello di Bologna e primo difensore civico della regione Emilia-Romagna, con il quale ho fatto lunghissimi discorsi. Io facevo lunghi discorsi e mi faceva meno, perché i giuristi a volte parlano poco. Però ero molto paziente, perché io giovane ero molto pieno di questi discorsi politici, e lui pure li faceva, ma cercava di dire che rispetto alla legge bisogna trovare le strade giuste, quelle di cui sapeva anche Raskin, cioè trovare la strada giusta perché noi abbiamo ragione. Conclusione: la contemplazione attiva di Rosario Assunto, l'atto estetico responsabile, perché ogni atto responsabile è anche etico. Queste nozioni arrivano nella comunicazione e interazione tra arte, scienza e cultura. Noi dobbiamo ricordare che dobbiamo portare a compimento questo principio. È un nostro dovere, perché i nostri padri costituenti ce l'hanno dato. È il beneficio che ci hanno dato. E guardate, le radici sono sempre antiche. Ricordate, adesso non faccio studi classici, ma Seneca ha scritto un libro importantissimo, De Beneficis, che vuol dire i benefici, la grazia che si dà senza chiedere. Ora, quel testo è un testo magistrale che Sant'Agostino, Agostino di Poli, volete dire, ha preso, la tradizione cristiana ha preso, e sono indicazioni morali per il buon comportamento, e dentro c'è il criterio della bellezza, perché le muse ispiratrici erano le muse delle arti ed erano le tre grazie. Quindi rispetto alle grazie c'è dei beneficis. Non è l'accezione puramente mistica del paganesimo,
è che qui abbiamo un'etica grandiosa del paganismo che ha creato la via di tutta la nostra tradizione, che è poi quella cristiana e laica successiva. Conclusione, dunque, io direi che via via nel tempo il principio della tutela e della conservazione dei paesaggi sia sorto anche dal ruolo avuto da importanti associazioni culturali, oltre che dalla nostra memoria storico-artistica, che è quella che ho citato. Cioè dovrei citare tante associazioni che nell'arco del Novecento, anche oggi, hanno poi spinto sulla conservazione, la tutela e la valorizzazione, termini che avete sentito qua, importantissime associazioni culturali e dell'istituzione di parchi nazionali, senza dimenticare le leggi a partire da quelli citati, del 22 e del 39, poi il Regio Decreto del 40. In uno spirito che è quello sempre, ancora una volta, dell'inscindibilità. Arte, scienza, cultura che sono collocate qui, tra il paesaggio e i beni storico-artistici. Bene, vi ringrazio molto e scusate.